Salve, buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro per quanto riguarda una live appunto mia. Oggi dobbiamo fare l'unboxing di questo pacchetto, che è arrivato da Amazon, un pacchetto, c'è qualcosa dentro. Mi casca tutto oggi. Vabbè, un pacchetto e poi dobbiamo fare il test o il teardown per vedere se questo computer è un computer molto vecchio, dentro ha tutte periferiche IDE, lo vedo dal vetro, lo faremo insieme, smonterò appunto questo PC, lo attaccheremo alla corrente, come vedete ho già approntato un monitor, una tastiera, un mouse, insomma, per provare, perché se funziona allora cerchiamo di rimetterlo in sesto e di vedere in che condizioni è. Se non funziona, ben venga, magari recupero il case, perché è un bel case, e qui c'è una bella ventola laterale, insomma diciamo come case non è male. Certo, dentro è un computer retro, diciamo, dentro è un vecchio computer, quindi diciamo, allora un attimo solo che ho il PC che mi sta dando un sacco di problemi. Allora un attimo che voglio vedere sul cellulare come arriva la diretta, quella è la cosa diciamo importante, che la diretta arrivi correttamente. Vediamo subito, ci vuole un secondo. Ok, dal vivo vediamo. Infatti è strana sta cosa, che ho questa schermata addosso che non riesco a... Un attimo solo che devo levare... Che è successo qua? Ah, forse ho fatto una stupidaggine io, un attimino solo, Ecco, hai capito? E vabbè, lasciamo così perché avevo fatto una stupidaggine io. Scusate, è tutto live, tutto live, non c'è un regista, non c'è nulla. Quindi niente, vediamo un po', adesso stiamo così, vediamo un po'. Ok, l'audio si dovrebbe sentire bene, prova. È tantissimo che non faccio una live, oggi è 11 maggio 2022, sono le 11:07 qui a Roma. Niente, vediamo subito di collegare. Io ho preparato tutto ma non ho collegato nulla, quindi il computer è ancora tutto da collegare, quindi noi ci andiamo a collegare la corrente del monitor, in questo caso andiamo a collegare il cavo di corrente per il PC, anche se questa dovrebbe essere l'ultima cosa, quindi lo attacchiamo poi per ultimo. Attacchiamo il monitor alla scheda video che questo computer ha esterna, una scheda video integrata. Poi attacchiamo il mouse, ho portato pure un po' di cacciaviti per procedere a smontare. Allora il mouse USB lo attacchiamo qui, la tastiera, scegliamo anche la tastiera e poi basta, perché allora può darsi pure che questo PC funzioni, allora
proviamo a vedere. Allora, qui c'è anche un cavo esterno, questo, che vado a presumere che sia per i LED, perché dentro questo, essendo trasparente, dovrebbe avere tutti i LED, ma i LED non si accendono. Allora, l'ho acceso, i CD hanno lampeggiato. Vediamo un po'. Sì, funziona. Vediamo un po'. Tab, Windows. Eccoci qua, Reboot and select proper boot device. Allora, sicuramente questo avrà la batteria tampone arrivata. Allora, non funziona la tastiera USB. Allora, proviamo a mettercene una. Ah, pure questa è USB. Non c'ho tastiere PS2. Vediamo un po' se attacco la tastiera su un'altra porta USB. Allora, tasto reset qui non lo vedo. Sì, questo qui dovrebbe essere. Ma mi sa che ci vuole una tastiera PS2, non l'avevo considerato. 1 giga di RAM. Sì. Ovviamente non mi fa il boot, però la tastiera all'avvio si accende. Con Canc non mi è entrato nel menu, nel setup. Vediamo se con F2. Oh, eccoci qua. Allora, vede 2 RAM DDR333 da 512 MB. Noi ne abbiamo, ce n'ho qualcuna da metterci per aumentarlo di RAM. Allora, CPU configuration, tutto in automatico. Poi vedete? No, non si vede tanto bene. Vediamo un po' se con l'altra telecamera riusciamo a sistemare. Allora, forse riesco a farvi vedere cosa dice il monitor. Tutto in diretta, ma sicuramente va meglio, ma purtroppo non si legge. Allora, vediamo boot settings configuration, boot from network non ci interessa. Serialata RAID, c'è addirittura il serialata RAID. Ma boot device priority, second boot device hard drive. Ok, questi sono i due masterizzatori, però hard drive quale? Gli devo dire qual è l'hard drive. IDE configuration. Ah, SATA operation mode RAID, quindi stanno in RAID. Ma che c'ha, 2 dischi? No, e allora niente, vedi, non RAID. Però non trova l'hard disk, non trova assolutamente l'hard disk. Vedi 2 CD, ma non trova l'hard disk. Quindi già una cosa l'abbiamo vista. Andiamo a smontare e vediamo perché l'hard disk non funziona. Può darsi anche che sia rotto l'hard disk, cioè, nulla di più facile che l'hard disk sia rotto. Allora, qui intanto stacchiamo la ventola. Ok, e questo lo mettiamo via. Allora, disk IDE, magari era attaccato male. Vediamo. Andiamo a
vedere. Allora, no, niente. Sto coso sempre in mezzo. Apriamo dopo. Capito dove è il problema. Allora, il problema è che la piattina IDE è stata staccata e quindi non è attaccata alla scheda madre e quindi non poteva assolutamente funzionare. Andiamo ad attaccare la piattina IDE sulla scheda madre. Ok, le RAM sono due, come dice il sistema, c'è un raffreddatore immenso. Allora, con l'IDE è attaccato, non parte. Ai. Mazza, un hard disk che riesce a bloccare la scheda madre. No. Vediamo un po'. Tutto live. Allora, hard disk, perfetto, c'è. Boot device, prima aprire la CD e poi hard disk Maxtor. Ok, io direi, vediamo un po' se parte. Avvia Windows normalmente. Sicuramente non ha visto che cosa, aspettiamo 20 secondi. Prescott 800 Dual Channel, quindi è una Prescott la scheda madre con AGP 8x. Questo andrebbe benissimo a farlo diventare un'amiga. Andrebbe benissimo per metterci Linux e ecco, carica qualcosa. Windows XP, ragazzi, qui c'è Windows XP. Windows XP. Ciao Daddo. Sì, di hard disk ce n'ho migliaia, no 300. Di hard disk ce n'ho tanti. Niente, si è resettato. Questo sicuramente c'ha Windows XP che è andato in crash per qualche motivo, però in avvio non mi vede la tastiera USB e infatti non mi fa fare niente. Quindi vabbè, quello di ripristinare un sistema operativo ci vuole poco, quello ci metto io poco. Fammi vedere se c'è USB Legacy disabilitato. Andiamo a attivare l'USB Legacy che serve per far riconoscere al sistema operativo le periferiche USB. Legacy è disabilitato. Abilitato USB Legacy, così mi dovrebbe vedere la tastiera anche Windows. Vediamo se qui dentro c'è qualche CD. Questi neanche si riescono ad aprire, sono cartati. Ecco. Infatti, modalità provvisoria, niente. Ok, sono neanche male questi masterizzatori, ed ecco Windows. Allora, non mi
ha riconosciuto ancora, sì, ecco il mouse, amministratore. Ok. Guarda che questo starà fermo da almeno 12 anni, 3, forse pure di più. Eppure funziona tutto, ragazzi, eh? Vediamo da quant'è l'hard disk. Allora, l'hard disk di sistema C, perché se basta, sono 120 giga d'hard disk. Vediamo se magari c'è qualche partizione nascosta. Andiamo su gestione, io XP ormai lo conosco a memoria, gestione disco. No, è un 120 giga tutto dedicato al sistema operativo, però pure 120 giga non è male, eh? 120 giga. Allora andiamo a vedere quale può essere il problema che non lo fa avviare normalmente. Andiamo su gestione, gestione periferiche, quasi sicuramente, vabbè, a parte il canale primario video disinstalla, ok, potrebbe anche essere la scheda video che manda tutto, però sembra che errori non ce n'ha. Allora andiamo su CCleaner, andiamo a vedere in avvio cosa c'è. Allora leviamo tutta sta roba in avvio e vediamo poi se disattiva tutto. Ok, disattivato tutto. Diamo una controllatina al registro. Ripristino di Windows XP in tempo reale, È pure veloce sto PC, mannaggia. Cioè, 44%, quasi finito. Però io non riesco a capire questo cavo aggiuntivo va a finire. Ah, questa è la velocità di rotazione della ventola, perché va a finire sulla ventola della CPU. Sì. Questo cavo esterno, aspettate, cambio visuale perché così non si vede niente. Volevo farlo in live questa cosa perché ho tanti PC da sistemare. Allora, questo cavo che va a finire dentro al PC regola la velocità di rotazione della ventola e quindi diventa più silenzioso e meno silenzioso. Intanto questo ha finito, non ha trovato praticamente poco e niente. Noi facciamo ripara selezionare, ripara, chiudi, chiudiamo, proviamo un po' a riavviare. Riavvia Windows XP. A parte che io conosco bene, molto bene XP, ci potrei mettere WinUAE in esecuzione automatica, eliminando tutto dall'hard disk, facendo un bel hard disk unico con WinUAE dedicato ad Amiga. Vediamo, va. Windows XP. Vediamo se parte. No. Si riavvia. Tra l'altro voglio vedere. Si riavvia durante il boot. Intel Pentium 4 CPU a 3,2 GHz c'è dentro come CPU. Allora, riandiamo in modalità provvisoria. Mi sembra di aver capito che sicuramente è qualcosa che c'ha a che vedere o con la scheda video o con la scheda di rete. Vediamo subito, adesso leviamo subito la scheda video. Eccoci qua. Perché come PC non è neanche accio, se uno lo fa diventare un'amica con un Pentium 4 voglia giocare Administrator. Eccoci qua, tac,
Allora, andiamo qua, io levo tutto, sia la scheda video che la scheda di rete, tanto poi si possono sempre rimettere. Allora, la scheda video, intanto questo lo disinstallo lo stesso. Poi la scheda di rete, ah miseria quanta roba c'è qua. Scheda video è una GeForce FX 5007. Non è che è rotta sta scheda video, no? C'ha qualche condensatore, no? Allora, GeForce 5007, me la vado a scrivere qui, calc, anche perché io quello non ce l'ho in rete, no, notepad, GeForce 5007, GeForce FX 5007 lì, FX 5007 lì, FX 5007 lì, disinstalla, ok. La scheda di rete no, poi andiamo piano piano per esclusione. Vediamo un po'. Quando riparavo computer, ho fatto il sistemista, poi ho avuto il mio negozio di computer e li riparavo. Quanti ne ho riparati? Centinaia e centinaia, migliaia proprio. Ciao Willy! È ripartito, come avevo detto, era la video, è ripartito correttamente, però come va a rimettere i driver si riavvia, quindi quasi sicuramente c'è qualche problema sulla scheda video, perché è andato a reinstallare i driver e si è resettato un'altra volta. Tanto schede video AGP, come abbiamo visto in una mia vecchia live, ce n'ho decine e decine, quindi a voglia a mettere schede video. Ce n'ho tante di schede video, quindi vedete è ripartito, però come rilancia la scheda video si riavvia, quindi il problema è la scheda video quasi sicuramente. Allora noi ci andiamo a vedere proprio la scheda video che non riesce a essere attivata dal driver, quindi vado a staccare il monitor dalla scheda video. Purtroppo questo PC non ha la scheda video incorporata su scheda madre, c'ha solo questa scheda video esterna. Allora, questa essendo AGP va levata così. Allora, un attimino solo che c'è la linguetta qui per poter levare la scheda video. Queste cose un po' scomode. Oh, perfetto. Non riuscivo a premere. Qui c'è addirittura una ventola che prende la corrente aggiuntiva. Allora, sì, la scheda video è arrivata, c'ha diversi condensatori rigonfiati. Eccola qui, ve la faccio vedere. Allora, questo condensatore è da buttare, questo condensatore è da buttare, quest'altro condensatore è da buttare. Questi sono buoni, questo sta al limite, questo qui. Questo sta al limite. Questo è proprio arrivato, quest'altro è arrivato,
questo è arrivato, questi due stanno bene, questi due. Comunque la ventolina gira molto bene. Sarebbe quasi da prendere i condensatori da un'altra scheda, solo che cambiare questi condensatori facile non è. Tra l'altro dietro, vedete, non ci sono i piedini facilmente dissaldabili da dietro con un dissaldatore. Allora, ecco, questi sono i due piedini di questo, questi sono i due piedini di quest'altro e questi sono i due piedini di quest'altro. Guardate, questa è la marca Triplex, mi pare che era la Triplex Corporation, ma in ogni caso questa scheda video AGP è da sostituire. Allora, tra l'altro c'ha l'uscita S-Video, DVI e VGA. Questa è la VGA. Sì, condensatori quanti te ne pare. Noi abbiamo ancora Barnabino a Ciapino qui a Roma che tratta parecchio i componenti di elettronica, quindi condensatori, a parte che li posso levare da qualche altra scheda video, che tanto sono tutti uguali questi. Quindi voglio dire, non ci sarebbe nessun problema a cambiare. Mi piace diciamo, la ventolina, che come vedete sembra quasi fatta come so i 1210, vedete che c'ha il motore esterno per far girare la ventolina e la ventolina poi gira, c'ha la parte magnetica e qui ci sono tutti gli avvolgimenti tutto intorno, vedete? È raro vedere una ventolina così con gli avvolgimenti a vista. Una bella ventolina questa è. Comunque questa non so neanche se vale la pena mettersi là o cambiarla direttamente, solo che non c'ho qui la scatola quella piena di schede video. L'ho già portata via e quindi adesso un'altra scheda video non ce l'ho. Comunque molto buono vedere che Windows parte, quindi il PC funziona. Diamo un'occhiata. I condensatori sembra che stanno tutti bene. No, vabbè, questa su scheda madre ce n'è anche un altro da cambiare, però è uno solo. La scheda madre è una Prescott 800 AGP 8x e quasi quasi varrebbe la pena pure di smontarla per cambiare quest'unico condensatore che è proprio all'entrata della corrente, per cambiare quell'unico condensadore che è rigonfio. Ce n'è uno solo. Io poi il bello è che ho buttato decine se non centinaia di schede madri l'anno scorso, quando poi ho chiuso la pizzeria. Ciao Luke, ciao Luca, benvenuto. Sì, ho messo un po' d'ordine, ho cominciato a fare il tear down dei PC. C'ho 50 e passa PC di cui fare il tear down e piano piano lo faremo insieme in diretta, come già avevo detto. Allora, già abbiamo trovato che questa scheda video AGP ha diversi condensatori da sostituire. 1, 2, 3 sicuramente sono da sostituire, gli altri sarebbero da controllare. Questo sta al limite, questo che sta qui sta al limite. E poi l'idea mia sarebbe trasformare questi PC o con la Minimica o a parte che io conosco molto bene XP per farlo diventare un totem, quindi io potrei lasciare sempre XP cambiandogli la schermata di avvio dove dice Windows XP e ci potrei mettere, che ne so, Amiga 4000, Amiga quello che vi pare, e far partire direttamente WinOE in fase di avvio di Windows XP, mettere lasciare a Windows XP un minimo, una partizione piccola da 1 giga magari, questo dentro per esempio c'è una hard disk da 120 giga,
e poi fare una grande partizione in HDF dedicata totalmente ad Amiga per poter metterci poi dentro tutti i giochi. Ok, questa è una cosa che volevo fare, cioè trasformare questi vecchi PC in tanti Amiga. Quindi si può fare anche con Linux, ci sono tanti sistemi. Mi piacerebbe invece farlo direttamente veramente con Windows XP, che quando parte invece che comparire la scritta Windows XP della Microsoft parte direttamente una schermata con un Boing Ball, con qualcosa, e parte direttamente WinUAE già bello e configurato per fare il boot direttamente dal suo disco virtuale, che è un file dentro l'hard disk fisico della macchina, e far partire quindi Workbench direttamente su un PC. Ehm, Sarà magari una cosa a cui mi dedicherò in un prossimo futuro. Sì, sì, ho visto chi è passato da casa tua, ho visto, da quanto so, avete fatto degli scambi più o meno alla pari, ma a me quello che mi ha fatto più piacere, Luca, anzi, chiamiamo, allora, innanzitutto diciamo a chi mi segue, a chi seguirà questa live, io so che le mie live poi vengono viste anche in differita, di andare a seguire Luke 74 Channel, che è un canale dedicato, ma non solo, a Commodore, fatto anche questo come quello di Marco Valleggi, diciamo per divertimento, per intrattenimento, diciamo, dedicato principalmente al retro computing. E quello che io ti ho invidiato e che sono andato a vedere, poi perché nei link ti hanno messo un link diciamo ad un video di survival hacking che invito anche a seguire, che riguarda quella, diciamo, tra virgolette, console da gioco che ti ha portato Marco, quella console da gioco che ha decretato, diciamo, l'ingresso nell'elettronica del buon Davide. Quindi diciamo che quella console che ti ha lasciato Marco, in cui vanno inserite, diciamo, delle EPROM di giochi direttamente dentro diciamo, uno zoccolo dedicato alle EPROM, è una cosa molto molto bella, molto molto rara. Diciamo sì, diciamo di nuova elettronica, sì, anche se io ho visto tutto il filmato, un'ora e passa, di Survivor, che poi non è stato fatto da Survival Hacking ma da Archeologia Informatica, è un altro canale ancora YouTube che vi invito a seguire. Archeologia Informatica ha fatto un video insieme a Davide per parlare praticamente di questa console e di come questa console diciamo non abbia avuto diciamo, il successo, anche perché era praticamente handmade, quasi tutta fatta a mano, e quindi non era facilmente riproducibile in serie. E quindi diciamo che è una cosa un po' particolare. È una cosa un po' particolare quella console, perché sembra un Pong, sembra un clone delle console che giravano all'epoca, ColecoVision, Intellivision, queste cose qua, ma assolutamente non è questo, anche perché avevano risparmiato all'epoca sulle cartucce, e quindi invece che fare delle cartucce hanno fatto dei parallelepipedi dove avevano squagliato insieme alla plastica, insieme alla resina, il chip dove era memorizzata, diciamo, la ROM del gioco, dove era memorizzato il software del gioco, e bastava mettere questa ROM dentro quello zoccolo, che è uno zoccolo che ospita ROM di diversa grandezza, di diversa piedinatura, e quindi a seconda poi della ROM gioco che veniva inserita partiva, diciamo, un gioco diverso. Si risparmiava così rispetto alle cartucce del VIC-20, del ColecoVision, perché non bisognava fare tutto il copri cartuccia, diciamo, lo stampato di una certa grandezza, cioè si risparmiava tutto, bastava mettere praticamente il chip così com'era direttamente nello zoccolo, e la macchina
caricava il programma che era dentro quel chip. Era una trovata per, diciamo, fare, diciamo, i giochi, produrli in modalità molto più economica. Poi il buon Davide l'ha riprodotta nei tempi moderni, perché la sua pare sia andata persa, e nella sua ovviamente ha messo una multi-ROM, chiamiamola così, con un selettore dove ci sono tutte le ROM uscite per quella macchina, e con un selettore poi basta scegliere la ROM che uno vuole adoperare. Ma all'epoca c'erano, e Luca ce l'ha perché Marco mi pare gliel'ha dati insieme, tanti parallelepipedini, chiamiamoli così, colorati, parallelepipedi piccolini, e dentro ogni parallelepipedo c'è un gioco diverso da mettere poi dentro al videogame, chiamiamolo così. Bello, bello, bello anche parlare di queste sciccherie, io le chiamo, di queste cose un po' particolari, un po' dimenticate, perché diciamo al di là dell'enorme numero di console molto conosciute che sono uscite in quegli anni, ce ne sono tante, tante, tante molto meno conosciute che sono passate in sordina, ne hanno fatte pochissimi pezzi, però che sono degne di nota. Allora, quindi ho questo scatolo che mi casca sempre per terra, adesso dobbiamo fare un unboxing. Allora, che cosa conterrà questo scatolo? Ma che cosa conterrà questo scatolo? Dai, vediamo chi lo indovina. Allora, un vinile non può essere, è incredibile, non c'è un vinile qui, stanno per il corridoio, se no vi faccio vedere, ma un vinile non può essere. Dai, vi faccio il rumore. Che può essere qui dentro? No, Affo di Amazon deve sempre ride. Forza, Toto Scatolo. Che ci sta qui dentro? Nessuno indovina? Sì, beh, per le riparazioni ci vuole parecchia pazienza. Domenico di EMD è bravo. SSD potrebbe essere. SSD dici? Che faccio? Apro? Apro? Qui c'è il pallino di Amazon. Il pallino indica sempre il modo con cui aprire la scatola. Andiamo a vedere. Apro, apro, oh, abbiamo aperto. Oh, apro. 5 4 3 2 1 0. Hard disk Seagate Basic da 5 terabyte. Eccola. Cascato. Ma è cascato. Cascato. Vabbè. Eccolo qua. Adesso lo andiamo ad aprire. Lo andiamo ad aprire. Io questo hard disk l'ho preso proprio perché ho intenzione di fare tante cose nuove anche per quanto riguarda Amiga. Sto seguendo parecchio t.me/AmigaIta, il canale Telegram dedicato ad Amiga. Ok? E quindi allora lo sto aprendo insieme a voi, Allora, c'è qui ovviamente l'etichetta per aprirlo. Allora, questo non è un SSD ma un hard disk meccanico con i piatti dentro. Allora, facciamo con delicatezza.
Gli imballi degli hard disk sono sempre fatti molto molto bene e questo è l'hard disk. Allora, eccolo qui, questo è l'hard disk, 5 terabyte di capacità. Ora questo io lo attaccherò al mio NAS e poi continuate a seguirmi anche su Telegram, su t.me/amicaita, perché ne vedremo delle belle. Vediamo un po' di inventarci qualche altra cosa. Poi vi ricordo che io ho riattivato su Twitch, sul mio canale Reni_J, la radio che avevo già aperto parecchio tempo fa, poi per un anno l'ho tenuta chiusa, anche perché non scendevo più neanche in sala hobby, e quello c'è il PC della sala hobby che gestisce quella radio. Allora, voi avete visto che io ho sbattuto quel pacco di Amazon, l'ho fatto cadere un sacco di volte. Ovviamente ci sono sempre i retroscena. Dentro al pacco di Amazon c'era questo, e invece quello che sono andato ad aprire era questo. Capite che sono identici, e quindi il pacco di Amazon ovviamente io l'avevo già svuotato e ci avevo messo quello vuoto, e quindi l'ho fatto cadere volontariamente per terra più volte. Non buttate per terra i pacchi di Amazon con gli hard disk meccanici, perché poi si rompono gli hard disk meccanici. Quindi sono due hard disk perfettamente identici. Io uno già ce l'ho, ma mi si è completamente riempito. Tra l'altro ci ho messo un po' di tutto, che riguarda sia musica che retrocomputing, ok? E quindi si è verificata la necessità di acquistarne uno nuovo, ok? E adesso praticamente niente, è arrivato il momento di salutarci, anche perché io a questo PC non mi ci dedico subito, perché questo richiede lo smontaggio della scheda madre, andare a sostituire quel condensatore singolo che non è tanto buono. Tra l'altro con l'occasione sostituirò anche la batteria tampone. Ah sì, è una 2032 standard. È 5 tera, sì, a me 5 tera mi basteranno un mese, perché io sto veramente pieno tra l'altro musica. Ciao Mirko, musica e tutte cose che occupano spazio, quindi musica, filmati e software, tutta roba che occupa un sacco di spazio, e quindi gli hard disk a me non mi bastano mai. Fortunatamente questi non costano tanto, io l'ho preso in offerta a 100 euro, sempre è rimasto poi costante. Io speravo che fosse abbassato di prezzo su Amazon nel frattempo, perché io uno ce l'ho da più di un anno, da quasi 2 anni, e l'altro l'ho comprato adesso. Sempre 100 euro l'ho pagati, 100 euro l'uno, 100 euro l'altro. Quest'altro nuovo era salito diciamo a 105, ma ho aspettato una minima offerta, sono andato avanti per come potevo. Voi non potete vedere, ma forse con quest'altra videocamera io sto messo, ecco, con gli hard disk, vedete gli hard disk messi così con le Docky Station, guardate qua, hard disk con le Docky Station 2 terabyte. Questo sta sul PC adesso che sto usando, quindi ho tirato avanti fino a che potevo con gli hard disk che c'avevo, e poi appena c'è stata una minima offerta anche di poco l'ho acquistato, quindi ho pagato 100 euro, 5 terabyte, mi sembra che è un ottimo prezzo. E questo quindi verrà collegato praticamente subito appena finirà la diretta al NAS, quindi vi invito a seguirmi per vedere quali sono le altre idee che mi frullano per la testa e che richiedono appunto un NAS, che il mio NAS è H24 sempre connesso alla rete, ok? Con 3 hard disk e un SSD non ci arrivo nemmeno a un tera. Lo so, io ce n'ho tanti da parecchio. Il più piccolo mi sa che è 1,5 tera di quelli che ci ho collegato al computer adesso. Se vi facessi vedere la schermata dei miei hard disk attuali,
vediamo un po' se ci riesco. Guardate, vi faccio un catturo schermo. Allora, apriamo questa. Ok. Guardate, ora vi faccio vedere, questo è come lavoro io. Aspettate, in tutto in diretta, tanto io ci metto pochissimo a farlo. Poi il PC, questo è un PC vecchissimo del 2012, è un i5. Allora, vi faccio proprio una cosa incredibile, guardate in tempo reale quello che riesco a fare, In tempo, datemi un minuto solo, se il PC mi sta dietro con un minuto mi basta e mi avanza per farvi vedere come sto messo io. Allora, eccoci qua, questo è il mio gestione risorse, così lo vediamo tutti insieme. Allora, aspettate, ecco, un attimo solo, che ho alcuni hard disk che si spengono dopo un po', che non vengono utilizzati, quindi quando poi vado a fare salva, allora HDDs PNG fatto, vediamo un po'. Allora, sfoglia, immagini, allora HDDs, allora ok, e adesso ve lo faccio vedere. Allora, guardate un po' qui, questo aspettate che lo rimpiccioliamo perché sennò neanche si riesce a vedere. Questo è il mio gestione risorse, ancora di più lo rimpiccioliamo, tutto in diretta, a voglia a te a rimpicciolire. Ok, così si vede. Allora, come vedete io qui ho un hard disk di sistema che è 1 tera, un hard disk dati un altro tera, 860 giga, un altro tera. Poi c'è un hard disk da 500 giga, mi ricordo è un MyBook, poi c'è un dati SSHD perché quello è un ibrido, ha 2 partizioni, sistema e dati, è un disco ibrido da 1 tera, metà, cioè c'ha mi pare 128 giga di SSD ed il resto per arrivare a 1 tera è un hard disk diciamo meccanico, quindi è metà e metà, diciamo è un ibrido. Poi c'è il Seagate Basic da 5 tera che è quello che vi dicevo con 13 giga liberi, poi c'è il Seagate Expansion Drive, la L da 2 tera, poi c'è il 3 terabyte che è sempre un altro di questi portatili Seagate Expansion in questo caso. Poi c'è quel Western Digital Black che sta dentro la docking station da 2 tera che è un ottimo disco, questo è un black. Poi c'è sta, vabbè, questo qua piccolino da 160 giga che lo sto usando siccome è un disco che ha parecchi settori danneggiati, lo uso come appoggio i dischi con parecchi settori danneggiati. Se voi li andate a marcare con dei programmi appositi, possono essere utilizzati come appoggio per fare download, che ne so, con JDownloader o con altri programmi. Così praticamente, dato che i dischi che fanno download vengono parecchio sollecitati, magari voi utilizzate un disco con i settori già belli e marcati, è un disco già bello e rotto, tanto se perdete quel dato non vi interessa niente, ma soltanto perdete il tempo che avete perso a fare il download, lo andate a riscaricare. Quindi diciamo che è un disco da 160 giga che uso come appoggio per fare download. Quindi, ed è l'ideale proprio, è l'ideale, non è neanche velocissimo come disco perché essendo un 160 giga è uno dei primi serialata che sono usciti. 160 giga c'erano ancora gli IDE quando uscirono i 160 giga serialata, quindi diciamo che dentro la meccanica è ancora di un disco IDE, l'interfaccia è serialata. Ci fu un periodo di transizione quando passammo dai dischi IDE, diciamo parallelata, ai dischi serialata, e in quel momento le meccaniche erano le stesse, cambiavano solo le logiche. Poi piano piano
che il serialata ha preso piede, quindi da serialata 1 siamo passati poi a serialata 2, 3, serialata 2 non si sono mai quasi mai trovati, poi sono passati a serialata 3 e quello anche la meccanica è stata aggiornata e infatti poi abbiamo potuto avere dischi da 1, 2, 3, 4, 5 terabyte, cosa che con i dischi parallelata non sono mai usciti. Ok? Quindi niente, dopo avervi detto questo, avervi fatto vedere appunto, ovviamente non sbattete mai, ripeto, i pacchi di Amazon, perché ovviamente dentro c'è roba delicata. Io adesso mi devo dedicare, è un'ora praticamente che sto in live, mi devo dedicare diciamo a questo disco, devo levare ovviamente tutta questa roba prima che è già mezzogiorno, c'ho un'oretta circa prima che arriva mia moglie e quindi devo far sparire tutta sta roba. Poi ovviamente adesso che so che cos'è da riparare la porterò giù al laboratorio, alla Reni Caverna, io la chiamo la Reni Caverna, porterò questo PC alla Reni Caverna, lo smonterò, cambierò quell'unico condensatore, lo rimonto, ci metto un'altra scheda video, magari una Matrox G100, una G400, vediamo, e poi mi dedicherò ad installarci come ho detto l'emulatore Amiga WinUAE direttamente avviabile da Windows XP. Ok? Detto questo non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per aver visto questa live. Abbiamo fatto l'unboxing di questo hard disk e abbiamo fatto il teardown di questo PC che è dotato anche di, diciamo, potenziometro esterno per andare a regolare la velocità di rotazione del raffreddatore della ventola che sta dentro al dissipatore della CPU di questa macchina, che poi altro non è che un Pentium 4. Era inutile metterci un dissipatore così grande, tra l'altro c'è una doppia ventola, questo è un dissipatore cilindrico con doppia ventola su e giù, e metterci tutta un'anima di raffreddatore così, cioè non era proprio necessario. Ok? Grazie a tutti di avermi seguito, vi do appuntamento alla prossima live. Scusate i problemi all'inizio, ma io ho OBS che mi dà un sacco di problemi e quindi devo senz'altro procedere alla rimozione e reinstallazione di OBS e poi mi dovrò ricreare tutte queste scene che ci sono qui, perché diciamo, questo OBS è quello che usavo già nel 2016-2017 quando ho iniziato a fare le dirette, sempre lui è questo OBS qui che vedete ancora funziona e ho tante scene, anche quelle con cui facevo le dirette con i vinili, quindi figuriamoci. Infatti adesso devo andare a cercare ecco, sigla fine. Ok, grazie mille di avermi visto, un saluto a tutti, grazie, buona giornata a tutti. Sono le 11:56 di questo mercoledì 11 maggio 2022. Grazie di avermi seguito, alla prossima, ciao ciao.